Il piano per la riorganizzazione sanitaria della regione Veneto comincia a farsi sentire e i numeri certo non lasciavano molto ben sperare i vari nosocomi, fatta eccezione per l'ospedale dell'Angelo che dovrà diventare quello di riferimento. Il taglio, o meglio la scure del piano si abbatterà soprattutto sull'ospedale di Venezia, per la quale è prevista una riduzione drastica dei posti letto, circa un centinaio, così come i primariati che caleranno di 9 unità. Per le altre ASL sono previsti tagli più modesti. A San Donà e a Portogruaro è stato confermato il presidio ospedaliero con il trasferimento proprio a San Donà di ostetricia, insieme ad altri reparti che pure si accorperanno. Non ultimo il reparto di cardiologia nel Milanese che verrà smantellato per accorparsi all'ospedale dell'Angelo, non senza polemiche. Un piano dunque al vaglio in queste ore in cui si stanno decidendo le schede del comparto ospedaliero, quasi nessuna variazione infine per Jesolo e Chioggia, dove i tagli del piano paiono essere decisamente minimi.